In tempi di calciomercato è meglio non dare mai nulla per scontato, si sa, le cose possono cambiare davvero in fretta, non dovrebbe essere così però per vedere Kostas Manolas con la maglia del Napoli. Il difensore della Roma è pronto infatti a lasciare la capitale con direzione Vesuvio. I giallorossi incasseranno 34 milioni di euro per la sua cessione, utili ad alleggerire il rosso di bilancio aggravato soprattutto dalla mancata partecipazione alla prossima Champions League. Il greco firmerà un contratto da 3 milioni e mezzo a stagione più bonus a rendimento. Nell'operazione rientra anche Amadou Diawara che andrà a Roma per 15 milioni di euro più 2 di bonus. Non è escluso che Giovanni Simeone, dopo un campionato da dimenticare, possa lasciare la Fiorentina, ma prima di accettare eventuali proposte, Prade dovrà tenere conto di molte variabili, compreso il rischio di una minusvalenza, considerando che Corvino l'aveva preso dal Genoa per 18 milioni di euro. Intanto sono già iniziate le ipotesi su chi potrebbe sostituirlo. Tra i nomi più papabili Leonardo Pavoletti, 18 reti stagionali a Cagliari tra campionato e Coppa Italia. Voci e pareri dei milanesi su quello che dovrà essere il destino dell'impianto di San Siro. Vorrebbero abbattere San Siro, lei è favorevole o contrario? Contrario, assolutamente. Anche lei? Sì, contrario. Beh, è un simbolo San Siro. Secondo me la storia non si deve cancellare, non si deve lasciare, secondo me. Quale futuro per San Siro? Il futuro. Per me andrebbe battuto, uno nuovo, però solo per il Milan, non per l'Inter. Io vorrei lo stadio anche solo per il Milan, il fatto di averlo con l'Inter non mi dà soddisfazione. Quindi uno stadio nuovo? Dovrebbe avere il mio stadio da milanista solo per il Milan. Sempre San Siro o uno nuovo? Ma a me piace anche San Siro, però adesso dicono che ci sono questi problemi di vibrazioni, di cose, insomma, vediamo. La decisione è presa, il Real Madrid avrà una squadra femminile a partire dalla stagione 2020. Il via libera definitivo è arrivato dopo il CDA del club madrileno che ha dato l'ok per proporre nella prossima assemblea generale una votazione sulla fusione per l'acquisizione del club deportivo Tacon con effetto dal 1 luglio del 2020. Nel corso della prossima stagione la prima squadra del Tacon si allenerà e giocherà nella Ciudad Real Madrid in un quadro di collaborazione transitoria tra i due club. I consiglieri hanno quindi deciso di accettare il progetto avanzato da Florentino Perez che prevede l'acquisizione di una squadra già presente nella Liga Iberdrola piuttosto che la creazione di una squadra da zero.